Va ora in onda la rassegna stampa. C'era traffico quest'oggi, c'era traffico per venire qua. Uno dice: ma dove stanno andando tutti? Stanno andando a casa ad ascoltare Sammy Varin, no? Cioè, sono i lavoratori notturni, no? Che fanno presto, inizia Sammy Varin alle 7:30, presto. Ah, buongiorno e grazie. Guarda quante radioline si stanno accendendo alle 7:31. Buongiorno da Sammy Varin, sono io che sono io. Buongiorno, c'è anche Francesco, certo, è arrivato volando sulla sua moto per essere qui puntuale e farci la regia anche quest'oggi. Grazie a chi sta accendendo anche il televisore. Sì, siamo in diretta sul canale 252 del vostro televisore, che spero non terrete acceso anche la sera. No, stasera no, ma non vorrei rovinarvi subito la rassegna stampa, ma questa è la settimana santa, la santa settimana di Sanremo. No, ragazzi! C'è un quotidiano addirittura che mette i paginoni grossi con tutte le faccine dei cantanti di Sanremo e di fianco lo spazio per votarli. Oh sì, che lo so che vi piace, segretamente piace anche a me, ma non lo ammetterò mai. E beh, sì, è chiaro che 5 minuti di Sanremo li guardiamo, ci mancherebbe altro. Io non posso fare tardi perché poi la mattina alle 5 mi sveglio, però vuoi che non dia un'occhiata proprio veloce. Il buongiorno si sente dal Varin, certamente rassegna stampa molto saltellante quest'oggi perché ci sono tanti argomenti interessanti e tanti ospiti anche con i quali discernerli. Avremo alle 8:45 il cui Parlamento con l'onorevole Rossano Sasso, alle 9 ci sarà il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, alle 11 c'è Alberto Bagnai, poi un artista Stefano Manzini dall'Abruzzo e poi Claudio David con Fabrizio Santori per parlarci di un importante evento nella zona di Roma. Subito a ricordare il nostro numero di WhatsApp che potete già utilizzare scrivendo al 340 6709 659 e subito c'è qualcuno che protesta: invece del duetto dei gatti come sigla d'inizio giornata non sarebbe possibile l'overture del Guglielmo Tell? Sempre di Rossini trattasi, interessante, bello. No, c'era Francesco che voleva la cavalcata delle Valchirie, ci sta, con Sammy Varin che parla di tutti questi immigrati cattivi che arrivano tutti neri. Iniziamo parlando subitissimamente delle notizie della notte, dando un'occhiata che ansia all'agenzia ANSA, che apre con Trump: mi impegno ad acquistare Gaza. Dazi del 25% su acciaio e alluminio. Il presidente prima del Super Bowl, al quale è stato lì a guardare, ha assistito per la prima volta un presidente degli Stati Uniti, guarda dal vivo il Super Bowl, è una notizia, ha ribadito: il Canada farà meglio come Stato USA il 9 febbraio, giornata del Golfo d'America. Cioè, capite che lui, te l'ho detto, spara in alto, ma poi queste cose vengono messe sul tavolo e vengono discusse. Questa è l'agenzia ANSA. Il quotidiano Repubblica nella versione elettronica invece mette in prima pagina la notizia che poi porta davvero nella versione cartacea in prima pagina, ovvero migranti in Albania, il governo prepara un nuovo decreto: trasferire gli irregolari. Chiaro che è una cosa, è come se tu mi dai da fare una colazione abbondante e io mi ci ficco subito dentro, ci nuoto in questa colazione. Ne parliamo tra poco. Il principale titolo invece sul sito elettronico del Corriere è: Trump e la foto da ultima cena con la predicatrice TV e i pastori, io porto la pace. Meno pesante sicuramente. Vado, dove cacchio vado? No, mi ha fatto arrabbiare una roba, mi ha fatto molto impressione la notizia di quella quindicenne morta di droga in Veneto, e mi ha fatto ancora più impressione il fatto che
sarà che è passato il weekend, però c'erano le indagini in corso per capire chi fosse mai stato a dargli la droga e nessuno ne parla questa mattina. Cioè, capisco, ci sono stati altri femminicidi, robe gravissime, però che io debba andare fino sull'Arena di Verona per trovare questa notizia, un cazzo di giornale che ne parli questa mattina. Capisco, c'è Trump, capisco gli immigrati, capisco sono stati liberati gli ostaggi israeliani, tutti magri, poveretti, e ci mancherebbe, però che nessuno si occupi di Nora, io lo trovo uno scandalo. Per chi pensa di essere un giornalista professionista e ha fatto l'esame da professionista, però vabbè, io sono solo un pubblicista, povero Varin. L'Arena di Verona, svolta sulla morte della quindicenne, straniero bloccato. Lo straniero, c'era anche una canzone di tanti anni fa intitolato Lo straniero, sicuramente era un immigrato irregolare, Mustacchi era, e si indaga ancora. Nora in cella lo spacciatore, le ha dato la cocaina, virgolettato, denunce e perquisizioni. La cocaina che ha messo fine alla giovane vita di Nora, la quindicenne morta per overdose il 27 gennaio a San Bonifacio in un appartamento dell'Atere, gliel'ha ceduta un nordafricano di 34 anni. Ne sono convinti gli investigatori, polizia e carabinieri e anche la procura di Verona, che ha emesso contro l'uomo un ordine di custodia in carcere. Denunciate 2 persone, effettuate 6 perquisizioni, l'indagine non è finita. Prosegue poi all'interno oggi, ne parla soltanto l'Arena di Verona. Certo, lo ricordiamo, questa ragazza era una disagiata, era in mano ai servizi sociali, ne abbiamo sentite di storie così, qualche altra ragazza l'aveva tagliata in pezzettini e se l'era pure mangiata. Tanto per. Così l'Arena di Verona, signori, e io mi sposto immediatamente, visto che gli altri quotidiani di questa notizia non ne parlano. Non ho capito il perché, me lo dovreste spiegare voi, cari colleghi giornalisti, che vi parlate l'un l'altro sui giornali e ve ne fottete di noi lettori, che tanto infatti non vi compriamo più. Andiamo sul Corriere della Sera. Il Corriere ha forse il titolo più semplice, ma anche più bello, signori. Cosa titola oggi il Corriere della Sera? Trump e Putin si parlano. Telefonata al Cremlino, Zelensky, dallo zar solo bombe. Donald cita la Bibbia e posta una foto mistica. Il leader USA, l'ho sentito, vuole la fine della guerra. L'Unione Europea, non tagliateci fuori. E mi piace questo urlo dell'Unione Europea, oh, non tagliateci fuori. Ma non abbiamo mica capito che è una roba tra loro. Che cavolo c'entriamo noi? Noi siamo quelli che gli abbiamo dato le armi, siamo sul Corriere. Scendendo un po' più in basso anche qua sulla destra, sbarchi, l'accordo con l'Albania verrà modificato. Il governo lavora a modifiche sull'accordo con l'Albania per far ripartire i trasferimenti dei migranti a prescindere da cosa deciderà la Corte di Giustizia europea e a costo di togliere la giurisdizione italiana sulle strutture. Le opposizioni dicono: perseverare è diabolico. Ma certo, e noi lo siamo un po' diabolici, semplicemente ci siamo rotti le palle di tutti questi giudici che decidono loro. Siamo in centropagina, sul Corriere si parla di intelligenza artificiale, vertice a Parigi per competere con Stati Uniti e Cina, l'Europa alla sfida dell'AI e Macron gioca con se stesso. Intelligenza artificiale, opportunità o pericolo? Per lanciare il summit sull'intelligenza artificiale a Parigi, Emmanuel Macron pubblica sui social un video scherzoso generato con immagini false di se stesso mentre interpreta un agente segreto, canta come un rapper e balla in una discoteca anni 80. Allora, forse ci siamo divertiti abbastanza con questa intelligenza artificiale. A me, fin dall'inizio, ha fatto paura questa roba e sta diventando
sempre più pericolosa, soprattutto per gli imbrogli, lo ricordiamo, certamente per gli imbrogli, tra poco ci arriviamo, perché poi con queste intelligenze artificiali praticamente chiunque può dire fare qualunque cosa, anche se non è vero. Lo vedremo sul Corriere proprio tra pochissimo. Intanto il Fatto Quotidiano scrive: Ucraina negoziato senza l'Unione Europea, e te pareva che non lo diceva. Cioè, cosa dobbiamo negoziare noi al posto dell'America? Gaza, Israele sabota la tregua, le seconde guerre, le due guerre. Trump parla con Putin e l'Europa piange. Stallo al tavolo di Doha. Ma per favore, ma per piacere. Il presidente USA sul collega russo mi ha detto che non vuol più vedere gente morire. Questa è una frase importante. Mosca non smentisce. Intanto il premier israeliano ostacola la fase 2 del cessate il fuoco con Hamas. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano, che però molliamo subito per andare sul quotidiano Il Giornale. Oggi il Giornale intervista Cesare Parodi, il neopresidente dell'ANM. Svolta delle toghe, non tocca a noi scrivere le leggi. L'apertura del capo dell'ANM, la riforma, i PM non sono a rischio. Il neopresidente dell'ANM Cesare Parodi apre al dialogo con il governo. In una intervista al Giornale conferma le sue intenzioni. Non vediamo di buon occhio questa riforma, ma non penso ci sia rischio dell'asservimento del PM all'esecutivo. Vogliamo superare questo clima di confronto che va al di là del normale confronto tra organi dello Stato. Anche sul Giornale spiragli di dialogo, la telefonata di Trump a Putin, la guerra ora deve finire. Alessandro Sallusti, il suo editoriale si intitola L'intelligenza artificiale e la truffa reale, e si parla naturalmente di tutte queste truffe per i big della finanza, delle ditte più importanti eccetera, che sono in giro, che ci sono state, sono verificate, ma nessuno ha osato dire niente, perché che figura di merda. Nuova sfida di Salvini sulle tasse, ecco la notizia che ci interessa, ne parleremo anche più tardi con i nostri ospiti. Vanno rottamate tutte e subito. Rottama le tasse. Rottama le tasse. Cautela di Fratelli d'Italia, naturalmente, quando mai. Servono le coperture. Pace fiscale e rottamazione di tutte le cartelle esattoriali. 120 rate, tutte uguali in 10 anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà. Ieri il vice premier Matteo Salvini ha ribadito le proposte della Lega. A stretto giro il leader del Carroccio si confronterà con i responsabili economici del partito e con gli altri dirigenti per affinare il percorso del provvedimento, che è coerente con il programma elettorale del centrodestra. Siamo sempre sul Giornale. A proposito di caro bollette, Giovanni Toti ci segnala sconti alle città che ospitano impianti energetici. Accompagniamo gli impianti energetici con un risparmio per i cittadini, e poi scopriamo se è una proposta o se questo già avviene. Molliamo il quotidiano Il Giornale, che avrete capito anche quest'oggi è ricchissimo di argomentazioni che ci piacciono e come se ci piacciono. Il resto del Carlino, signori, ci delude un po', perché pensavamo non ne parlasse nessuno, e invece almeno uno che ne parla e ci fa un paginone c'è proprio, signori. Avete capito, è una settimana speciale questa, è la settimana santa di Sanremo, e infatti nella controcopertina di QN è sempre Sanremo, da Domenico Modugno a Vasco Rossi, da Pippo Baudo a Luciana Littizzetto. Da 75 anni il Festival della Canzone è lo specchio del paese che cambia, e domani tocca a Carlo Conti dare il via allo show, una super copertina con tutti i big che ci sono stati finora nel Sanremone nazionale. Ma la cosa più terribile è quella successiva, la copertina successiva, che vede tutti i partecipanti a Sanremo. Guardate che bello, siamo in diretta sul canale 252 sui social, se non lo sapevate. Guardate che bello, ci sono tutte le foto dei cantanti: Brunori, Brescia, Giorgia, Imodà, Gabbani, e di fianco lo spazio per metterci il vostro voto.
Già, vota i cantanti e confronta il tuo giudizio con la classifica finale. Allora, sembra un po' una tamarrata, ma vi dico la verità che un pochino invoglia sta cosa, perché piuttosto che aprire la app e votare cliccando ai cioè questa è una cosa carina, c'hai 2 paginone, ti prendi la tua bella matita, che poi magari si cambia idea, e per ogni cantante ci metti il voto di fianco e poi confronti il tuo giudizio con la classifica finale e scopri che ti hanno preso per il culo. Ma è bellissima questa cosa. Io sinceramente ve la consiglio. Se siete in zona edicola, comprate oggi il Quotidiano Nazionale, che poi si riprende per fortuna e mette una copertina più normale. Trump, Putin mi ha detto basta morti. E poi in centropagina Cinzia e le altre, sì, la strage è infinita. L'ultima vittima, una 51enne di Torino uccisa dal marito. Milano, non si trova ancora il corpo della babysitter. 2 femminicidi avvenuti a poche ore di distanza e la confessione che ha trasformato il caso della babysitter scomparsa a Milano in femminicidio. Cinzia Daries, 52 anni, è stata uccisa dal marito Pietro Quartuccio di 56 nel torinese. Sempre sabato Eleonora Guidi, 34 anni, nel fiorentino viene ammazzata da Lorenzo Innocenti, 36 anni. A Milano si cerca il corpo della babysitter Ioanna Valle, 40 anni, uccisa dal compagno. Siamo su QN, Quotidiano Nazionale, il resto del Carlino, che mette di spalla, incredibile, primo quotidiano che ne parla, dalle città Bologna, corona in comune, ricordo foibe, scontro e denunce tra l'Epore e Fratelli d'Italia. C'è già una prima polemica, perché in anticipo sono arrivati questi, hanno portato a Bologna una corona in comune perché oggi è il giorno del ricordo, è il 10 febbraio, e si è arrabbiato il sindaco Lepore perché quelli di Fratelli d'Italia hanno portato una corona in comune senza autorizzazione. Sì, qua si parla anche sotto del concerto degli AC/DC, più collegamenti con Bologna, è la roba più importante. AC/DC, vabbè, scusa, piacciono, e che cavolo, non scherziamo. Vado avanti, torniamo tra poco chiaramente sul giorno del ricordo. Il quotidiano Il Tempo, andiamo a scioperare, e voilà, ed eccole qua le toghe pronte, il diktat delle toghe rosse dopo l'incontro chiesto da Parodi a Meloni. Avanti con la mobilitazione, tutti in tribunale con la coccarda tricolore, cioè da una parte si parla, dall'altra parte dice no, noi facciamo sciopero, e parla Ciro Maschio, subito il confronto, l'apertura di Parodi sia un primo passo, e Gianluigi Paragone che commenta: quella casta di pochi che comanda sui magistrati. Sempre sul Tempo, oggi è la giornata del ricordo. Nordio a Basovizza dopo l'oltraggio dei compagni alla foiba. Media no, la prof Rossa sì, la censura politica ora entra in classe. Chiaramente questo ed altro all'interno del quotidiano Il Tempo, che scopriamo tra poco, ma io mi tuffo ancora in altri quotidiani. Oggi saltello veramente con un'agilità. La Repubblica mette l'immagine postata dalla Casa Bianca con la squadra di Trump in preghiera e la frase beati siano i pacificatori. Guardate un po', naturalmente piglia per il culo il quotidiano La Repubblica, per loro non pregano mai assolutamente, loro hanno tutto tranquillamente ciò che vogliono. Ucraina, la telefonata Trump-Putin, basta guerra, l'annuncio del presidente USA, il Cremlino non conferma né smentisce, i timori UE, non possiamo restare fuori, e sembra quasi che la Repubblica tifi guerra. Politica e giustizia, eccolo il titolone in centropagina, Albania, il nuovo piano. Il governo prepara un decreto sui rimpatri dopo la doppia bocciatura dei giudici sui centri. Saranno trasferiti oltre Adriatico i migranti regolari già in Italia invece che quelli in arrivo. Oh là là!
Oh là là! Oh là là! Datemi una botta. Il governo valuta un nuovo decreto per rendere operativi centri in Albania dopo la bocciatura da parte dei giudici. L'ipotesi prevalente è quella di trasformarli in CPR, cioè centri per i rimpatri dei migranti irregolari. Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Parodi, nell'intervista a Repubblica: siamo contrari alle carriere separate, bene l'invito della Premier, ma lo sciopero resta. Ullala, no, ullala, io penso ancora a quello di prima, cioè questa cosa, quindi li trasformiamo in centri per i rimpatri dei migranti irregolari, al posto che fare avanti e indietro, ci portiamo soltanto quelli che devono effettivamente ritornare a casa. Ma i magistrati, i giudici staranno zitti su questa cosa. Sì. Vado avanti, corro. Voi intanto zampettate anche voi con i WhatsApp. 340 6709 659. Io tra 10 minuti comincio a leggere i vostri messaggi, i vostri commenti. 340 6709 659. Chiaramente, se mi seguite in diretta, perché sapete che questa rassegna stampa è così bella che la replichiamo, o meglio replichiamo il meglio o il peggio della rassegna stampa ogni sera dopo le 20, e quindi vi risentite anche le cose interessanti che dico e soprattutto i vostri altrettanto interessanti messaggi. Sono sul quotidiano La Stampa. Trump-Putin, l'ora del dialogo, telefonata tra i leader, le trattative Washington-Kiev per le terre rare e il business della ricostruzione. Avete capito bene, per le terre rare, Washington-Kiev per le terre rare. Praticamente Trump ha visto, ha guardato e ha detto: ullala, quante terre rare che ci sono in Ucraina, le voglio. Ha detto proprio così. E insomma, a un certo punto adesso qualcosa succede, ma guarda un po', non ci avevamo pensato. In centropagina sulla Stampa, questi sì che sono veri cattolici, ecco in centropagina le fatiche di Francesco, con il Papa tutto triste che non sta bene, e insomma abbiamo visto anche gli mancava il respiro, la bronchite, l'omelia interrotta, i timori, l'inverno più lungo del Papa, ma l'agenda non cambia. Oggi in centropagina sul quotidiano La Stampa, o manco fosse Avvenire, ha preso il posto praticamente di Avvenire, e Avvenire è diventato La Stampa. Mollo tutto perché corro avanti, e dove vado? Vado sul quotidiano La Verità. Intervento d'urgenza del questore. Oggi nuova udienza. Il giudice libera un clandestino accusato di fare parte dell'ISIS. Un egiziano sbarca a Lampedusa e confessa di essere finito in carcere per terrorismo. Oh, è un intelligentone questo, ma probabilmente è una prova, no? Vediamo cosa mi fanno. Ebbene, la commissione non concede l'asilo politico e lancia l'allarme, meno male, ma in sede di ricorso il magistrato non convalida il fermo, prende per buona la versione del perseguitato, cioè è un terrorista perseguitato, che ci sta anche come cosa, beh, in effetti, alla fine c'hanno sempre ragione loro, Solo in Italia, scrive Giacomo Amadori oggi sulla Verità. Il 3 febbraio un clandestino sbarca a Lampedusa, viene fermato dalla polizia senza documenti. Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo predispone un provvedimento di trattenimento per 4 settimane nel centro di permanenza per rimpatrio di Porto Empedocle. Puntini, e poi dovete comprare La Verità, ragazzi. Trump chiama Putin per far finire la guerra. Il presidente americano: ho parlato con Mosca e vogliono chiudere con la carneficina. Cioè, ragazzi, capite che da quando è arrivato Trump sta cambiando il mondo? Vi siete accorti di sta roba? Tu dici cambia in peggio, ma sinceramente non so chi sia autorizzato a dire questa frase. Cita la Bibbia e annuncia un piano di pace. Bruxelles rosica perché rischia di perdere pure i benefici della ricostruzione. Ma no, ma vedrete che una casettina ce la fanno rifare anche a noi. Che schifo, ne parla oggi La Stampa, ragazzi, lo schifo. Prima ci siamo dati da fare per distruggere, e adesso il business della ricostruzione. Siamo sempre noi che distruggiamo,
uccidiamo e poi ricostruiamo, ma le vite non si ricostruiscono mica. Che schifo, che schifo. E allora andiamo sul Libero a proposito. Oh, finalmente qualcuno lo mette in prima pagina. Gli sciacalli del giorno del ricordo, le brigate dell'odio rosso, scrive Libero di oggi. La memoria delle foibe fa scatenare la sinistra. Da Roma a Torino, da Cagliari a Teramo, sfregiati i monumenti per le vittime. A Bologna l'Epore si infuria per dei fiori in comune. In centropagina, telefonata Trump-Putin, la Russia vuole finire la guerra, la Pax americana di Donald. E poi, ennesimo autogol Dem, la Schlein punta sugli immigrati e perderà ancora. Scrive Daniele Capezzone, ricordando naturalmente il referendum della sinistra sulla cittadinanza agli immigrati. Chiaramente andate tutti a votare, mi raccomando. Intervista ad Antonio Leone, l'Italia può uscire dalla Corte Penale Internazionale. L'ex consigliere del CSM, non abbiamo nessun obbligo verso la Corte. L'editoriale di Mario Secchi, compagni sempre dalla parte sbagliata. Gli intellettuali con la messa in piega a sinistra, bella questa, ci dicono tutti i giorni che il pericolo è la destra, lanciano l'allarme con tono grave e pensoso, ma l'uomo della strada vede altro. Il giorno della memoria e quello del ricordo infangati dai militari dell'estrema sinistra, i gruppi pro-Pal che fanno propaganda per i tagliatori di gola islamisti, l'esultanza degli antisemiti per la strage degli ebrei del 7 ottobre, l'assalto alla polizia e ai carabinieri da parte di manifestanti che non vedono l'ora di pestare lo sbirro. Nelle ultime 72 ore abbiamo visto lo show dell'orrore di Hamas con gli ostaggi che sembravano usciti da un lager nazista, le farneticazioni di qualche mediocre scrittore sul genocidio dei palestinesi, accusa sostenuta dalla Corte Penale Internazionale, squalificata per sempre da questa vergognosa sentenza, lo sfregio delle vittime delle foibe. C'è un filo rosso, una catena di fatti che negano il metodo democratico. Se Ellis Line in Parlamento si rivolge a Giorgia Meloni come la presidente del Coniglio, significa che il comunismo si è trasformato in distruttivo infantilismo. Dunque tutto è possibile. Questa fiera dell'odio viene dalla sinistra, è una conseguenza dell'ignoranza, dell'irresponsabilità, dello scadimento della sua classe dirigente. Non è un degrado figlio del caos, ma del caos. Scusate, non è un degrado figlio del caso, ma del caos. È una scelta precisa. Hanno deciso ancora una volta di stare dalla parte sbagliata della storia. Furono sepolti dalle macerie del muro di Berlino, ne sono riemersi con un maquillage che non ha cancellato la loro ispirazione leninista, il dogmatismo e l'incapacità di condividere l'idea repubblicana con l'avversario politico. Ieri e oggi sono i nemici della libertà. Così quest'oggi Mario Secchi sul quotidiano Libero, ricchissimo di emozioni. All'interno c'è anche Crosetto contro il finto Crosetto, il sondaggio che dice in Europa i gay stanno a destra e molto altro ancora. Tra pochissimo ci tuffiamo dentro. Arrivo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ah, che relax, signori. Sì, avete sbandato un po' in automobile, posso capirvi, ma ci vuole il relax con Veronica Rudian. E questa è da ascoltare la sera, finito di mangiare, quando non vuoi accendere la televisione per guardare Sanremo. Ecco, bella idea. Optate per il piano di Veronica Rudian. È musica indipendente, quindi fate una buona azione verso artisti che difficilmente approderanno al palco sanremese, ma soprattutto scoprite nuove emozioni. Stardust di Veronica Rudian, la sua nuova fatica musicale si chiama Endless ed è un album dove la pianista di Bordighera parla di sé attraverso le note di 6 brani, tutta da scoprire. Veronica Rudian. Con il buongiorno rinnovato sono Sammy Varin, certamente 5 minuti dopo le 8 del mattino, ma anche in versione replicata, saranno le 8:35 più o meno. Intanto vi dico e vi ricordo che oggi è la giornata del ricordo e c'è Umberto Smaila che mi scrive che proprio quest'oggi sarà in Sala Dante alla Spezia. Porterò la testimonianza della mia famiglia al fine di conservare e rinnovare la memoria di molti italiani che, come i miei genitori, furono obbligati a lasciare l'amata terra italiana perché dalla sera alla mattina non erano più ben voluti, sebbene avessero vissuto lì fino ad allora, vittime di un odio feroce e assassino, ma soprattutto per non dimenticare le numerose vittime delle foibe. Malgrado sia una tragica pagina della storia italiana, non va dimenticata, scrive Umberto Smaila, che ha i genitori che arrivarono da quelle terre, guarda caso come il sottoscritto Sammy Varin, dal cognome già si capisce qualcosa. Mio papà Piero arrivò da quelle terre. Messaggi WhatsApp 3406709659. Qualcuno ci ricorda che oggi è anche la giornata dei legumi. Vedi come si passa dall'estremo all'altro. Dissacratore, perché i legumi salvaguardano l'ambiente, scrive qualcuno. Quindi da oggi tutti a mangiare ceci, fagioli, lenticchie, eccetera. Fa niente se poi quello che succede inquina, dicono pure quello. Mamma mia, che schifosi, già la mattina presta. Il sorriso di Mattarella, un ghigno, scrive qualcuno. Da Settimo Torinese. Per me le trasmissioni andrebbero aperte col va pensiero. Parole sante, devo dire. Buongiorno a tutti, ma l'Unione Europea con i suoi villeggianti parlano ancora? Via dall'euro, subito, distinti saluti, ma i saluti sono distinti sempre, quelli di Corrado da Treviso. Buongiorno, nessuno ha notato che se qualche imprenditore marpione c'è cascato, vuol dire che una telefonata di Crosetto che chiede soldi non è poi incredibile. Che spiritosi questi. Probabilmente il ministro aveva già chiamato in precedenza, chiaro, per chiedere come sta, l'ora, il tempo che fa. Sì, si scherza, chiaramente, Crosetto, lo sai. I sinistri dopo 80 anni sono reticenti ad ammettere i propri crimini e poi danno dei fascisti al centrodestra? Scrive Marco da Milano. Buondì Sammy, svelaci un segreto. Come fai ad essere così pimpante ogni mattina? Dici quale sostanza euforizzante aggiungi al caffè, Valentino. Non sono uno spacciatore di sostanze euforizzanti. Un po' di miele nel caffè, devo dire, sì, la mattina me lo metto volentieri e apprezzo. Ogni tanto arriva qualche bel butillon di miele fatto bene. Via Bellerio 41 Milano, all'attenzione di Sammy Varin, attenzione di Sammy Varin, perché sennò qui l'attenzione è generale e il butillon arriva sved vuoto. Faccio il mio commento di Richard Benson su Sanremo. In effetti la categoria del terrorista perseguitato ci mancava, è vero, è il terrorista perseguitato. Buongiorno Sammy, se oggi decidessi di andare a pisciare contro la porta dell'Ampi, quanto ci metterebbero Quirinale e PD a fare tweet di condanna? Qualcuno invece ha letto nulla sugli sfregi, che si è arrabbiato perché gli hanno portato una corona in comune, cioè pensava che fosse un'offesa, come osate.
Mi fermo, dopo vado avanti a leggere i vostri whatsappini al 340-6709-659, assolutamente sì, anche perché sono belli tosti oggi, bravi, vi vedo belli potenti. Allora sapete da dove parto? Parto proprio da Libero, gli sciacalli del giorno del ricordo, le brigate dell'odio rosso, proprio a pagina 2. Eccolo qua, il ricordo delle foibe fa scatenare la sinistra, sfregiata la memoria a Torino, Roma, Cagliari, dopo i vandali di Basovizza, che è una roba vergognosa ragazzi, cioè lì veramente è un museo ed è una mancanza di rispetto verso tutti gli italiani. Eccola qui la foto, la scritta contro i martiri delle foibe comparsa a Cagliari, a destra la foiba di Basovizza vandalizzata alla vigilia del giorno del ricordo. Mi ricordo come fosse ieri, ci siamo andati proprio durante il giorno del ricordo tanti anni fa, era il 1988 penso, quando ero a militare proprio, lancieri di Firenze, carristi in quel di Sgonico sopra Trieste, andammo proprio per il giorno delle foibe a fare la parata lì. E adesso ci hanno messo le scritte perché sono contrari, certo, a far scrivere sui libri di storia quello che è successo. Noi non li abbiamo mai lette, le foibe sui libri di storia. Ora i ragazzi più giovani, per fortuna, qualche riga riescono a leggerla grazie al centrodestra che ha fatto un casino della miseria 20 anni fa. Sull'argomento, Roberto Menia, senatore di Fratelli d'Italia, ha criticato il leader della sinistra. È un silenzio il loro tristemente eloquente e oltremodo grave, considerando che si celebra il giorno del ricordo che dovrebbe unire anziché dividere gli italiani. Sì, non ho sentito niente dalla slide, ma sicuramente sono stato io che non ho fatto abbastanza attenzione. Da dove partiamo? Certo, partiamo da qua, Pietro Senaldi. Gli italiani d'Istria, il cui eccidio viene commemorato oggi nel giorno del ricordo, istituito 21 anni fa grazie a una legge voluta dal senatore Menia di Fratelli d'Italia, sono stati infoibati 3 volte. La prima nel 1945 dalla ferocia delle bande dalle bande armate comuniste del maresciallo Tito, con la complicità dei partigiani rossi italiani del luogo, 20.000 e più persone, militari e civili, ma anche donne e bambini, legate insieme sul ciglio delle faglie carsiche, si sparava in testa al primo della fila e questo trascinava giù tutti per decine di metri e chi restava vivo veniva sepolto lo stesso. La seconda volta nel lungo dopoguerra, quando la ragion di Stato fece cadere il velo sul loro massacro. Bisognava chiudere gli occhi sugli orrori comunisti per placare gli animi e trovare una convivenza con la Jugoslavia. Sono gli anni del treno della vergogna, quello che trasportava le famiglie di profughi in fuga, assalito dagli scritti della CGIL e del PC. Si fece finta per decenni che gli istriani, 350.000 esuli, fossero tutti feroci fascisti e il loro dramma non ebbe cittadinanza nelle scuole, sui giornali, nella società. Solo nel 1991, con il presidente della Repubblica Cossiga, che si inginocchiò dinanzi alla foiba di Basovizza, porgendo alle vittime e ai loro discendenti le scuse dell'Italia, lo Stato riconobbe per la prima volta ufficialmente la tragedia, ma senza sciogliere davvero i nodi della storia. L'attuale regime è dominato da una pseudocultura che ci è stata propinata in modo egemonico per 40 anni come cultura democratica e ci ha impedito finora di andare a Basovizza. Chiedo perdono agli italiani dimenticati dalla nostra classe politica, disse il capo dello Stato, ignaro che quegli anni di menzogne non sarebbero finiti lì e che i suoi successori non ne avrebbero seguito l'esempio. La terza volta è in questi giorni che Massimiliano Lakota, presidente dell'Unione Istriani, definisce di recrudescenza. In tutta Italia si sono verificati episodi di odio e intolleranza. A Basovizza sono apparse scritte in sloveno Trieste è nostra e morte al fascismo, libertà al popolo. E in italiano Trieste è un pozzo, morte ai fascisti, no al revisionismo. Anche a Giulianova in Abruzzo, nella sede dove oggi è previsto l'evento commemorativo Io ricordo promosso da Fratelli d'Italia. Aridità di cuore, ignoranza storica,
becera ideologia, così hanno commentato gli organizzatori. Stessa scena a Roma, al Parco della Balduina, dove è stata imbrattata la targa in memoria delle foibe. Fasci merde, la scritta a caratteri cubitali nel Parco di Torino, sotto il ceppo che ricorda il grande esodo. La storia non si cancella con la vernice, ci auguriamo che i responsabili di questo scempio vengano individuati, ha dichiarato la deputata di Fratelli d'Italia Cristina Almici, sapendo che il capoluogo piemontese è il cuore dell'estremismo sovversivo che opera contro il governo, un filo rosso che unisce autonomi, centri sociali, Notav, Propal e poi Cagliari con le stesse frasi davanti al parco dedicato ai martiri delle foibe. Ancora peggio quello che accade nelle scuole, che sono il luogo dove le nuove generazioni possono conoscere la vera storia degli istriani, nascosta per vile opportunismo a chi ha studiato prima del crollo del muro di Berlino e per ideologia carogna a chi è arrivato sui banchi dopo. A Vicenza, davanti al liceo classico Pigafetta, 2 ragazzi di azione studentesca che distribuivano volantini sul giorno del ricordo, sono stati aggrediti da un gruppo di studenti. Al liceo Rossellini di Roma è stato annullato il convegno del senatore Menia, chiamato dal preside e da alcuni professori intenzionati a rompere il muro d'omertà. Troppo forte è stato il fuoco di sbarramento dei collettivi di sinistra, appoggiati da un vicepreside, secondo i quali il giorno del ricordo sarebbe l'occasione perfetta per i fascisti per uscire dalle fogne. Campo aperto invece per spiegare il dramma istriano nelle scuole all'Ampi, che vorrebbe trasformare il 10 febbraio in una commemorazione congiunta di civili istriani e miliziani titini, vittime e carnefici insieme. Non ci si può limitare a ricordare le grandi tragedie dell'esodo delle foibe, scrivono gli eredi dei partigiani rossi, va ripristinata la verità storica, vanno riconosciute le responsabilità nei confronti delle altre vittime, basta demonizzare la contestualizzazione dello scenario nel quale avvennero i fatti. Amareggiato, ma non stupito, la cota secondo il quale far spiegare le foibe all'Ampi sarebbe come far spiegare la Shoah alla Wehrmacht. Così, mentre a Bologna l'Epore si infuria per dei fiori in comune. Il sindaco Dem attacca i giovani di Fratelli d'Italia che hanno deposto una corona in comune. Non erano autorizzati. E qui naturalmente mi fermo, ma è un esempio di quello che sta avvenendo quest'oggi, giorno del ricordo. La solita sinistra, pagina 6 del quotidiano Libero, il PD naturalmente a chi punta? Punta sugli immigrati. Pronta una mobilitazione per la cittadinanza facile, signori, sbagliato non farlo prima. Ma davvero, ovazione per la Schlein al congresso di Più Europa, e anche il Corriere della Sera, ti immagini, mamma mia, e lei, viva la Schlein, che complimentoni che gli ha fatto in questi giorni. Chi nasce e cresce in Italia è italiano. Ma non sono rimasti un po' indietro coi tempi? I Dem aiuteranno gli ex radicali al referendum di primavera, Maggi un comitato elettorale in ogni regione e Renzi è d'accordo. Wow! Un'ovazione da stadio, scrive Tommaso Montesano oggi sul quotidiano Libero, quando sabato sera Elli sale sul palco del congresso di Più Europa per portare il saluto del PD all'alleato, sa quali corde toccare per strappare applausi? Quelle del referendum sulla riforma della legge sulla cittadinanza, caro agli ex radicali, che punta a modificare la norma del 92 per dimezzare i tempi per diventare italiano da 10 a 5 anni. E lo dico a bassa voce perché si sente Forza Italia, mamma mia. Intanto oggi l'allarme sul Libero, ma anche su tutti gli altri quotidiani, e quindi vuol dire che è una cazzata. 700.000 clandestini pronti ad attraversare il Mediterraneo. Ma non l'abbiamo già sentita questa notizia? Ma quante volte l'hanno scritta? Ma anche l'anno scorso, 2 anni fa, ogni volta esce sta notizia. E certo, pian piano arrivano, mica tutti in una volta. Resta alto il rischio delle partenze dal Nord Africa, dove Russia e Cina sfruttano i migranti per aumentare il loro peso. Scrive Pietro De Leo oggi sul Libero, l'allarme del Copasir. Il rischio partenze di migranti irregolari da Libia e Tunisia, il pericoloso protagonismo di Cina e Russia in Africa, la necessità di un'azione
un'azione coordinata da parte dell'Unione Europea. Questi sono gli elementi chiave contenuti nella relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha approvato lo scorso 5 febbraio. Sul primo punto, il testo ricostruisce le dinamiche migratorie nei due paesi nordafricani, da cui poi si originano conseguenze per l'Italia, che è il paese crocevia. La Libia, si legge, è lo Stato da cui parte la maggior quota di migranti che vogliono arrivare nel nostro paese. I migranti, viene spiegato, si procurano il denaro necessario per il biglietto, da 2.000 a 5.000 euro a seconda del luogo di partenza, svolgendo lavori nelle città libiche. Poi vengono tenuti in compound e quindi trasportati su camion per raggiungere la costa. A livello territoriale poi esiste una diversa condizione tra Cirenaica e Tripolitania. Nel primo quadrante infatti c'è il presidio del generale Haftar, perciò il controllo dell'immigrazione irregolare risulta più efficace. In Tripolitania, al contrario, la situazione è più frammentata perché le diverse fazioni e milizie presenti si dividono il controllo delle varie città coinvolte in questo traffico. Andando sulle cifre, circa 700.000 irregolari sarebbero presenti nel paese, mentre in Tunisia potrebbero arrivare fino a 800.000, anche se secondo il Copasir i numeri sarebbero sovrastimati. D'accordo? Non lo sapevate, vi sto dicendo delle cose nuove, non mi pare proprio, direi. Il sondaggio a pagina 11 del quotidiano Libero: in tutta Europa a gay e LGBT piace la destra. Scrive Mauro Zanon per l'app di incontri Romeo: in Germania il 28% degli omosessuali voterà per AfD. E questa, direi, è una notiziona. Chiaramente, se siete gay, scrivetemi 34067096659 se mai votereste AfD in Germania, ma naturalmente qui in Italia chi mai votereste? Secondo me un gay è gay e gliene può fregare di meno, cioè vota chi gli pare. Dico, non ci può essere un gay leghista. Mamma quanti che ne conoscono. E allora dove sta il problema? Cartelle esattoriali da rottamare. Salvini insiste, il governo apre. Ne parleremo questa mattina, senza se senza ma alle 9 arriva il capogruppo della Lega Molinari. Parte il confronto sulla proposta del vice premier. Cartelle esattoriali da rottamare, Salvini insiste, il governo apre. Il leader leghista rilancia l'idea: 120 rate uguali in 10 anni, senza sanzioni né interessi. Il vice ministro dell'economia ed esponente di Fratelli d'Italia Maurizio Leo: basta trovare le risorse. E chiaramente lo chiederò anche ad Alberto Bagnai, che abbiamo in onda con noi alle 11, se le risorse si riescono a trovare. WhatsApp 34067096659, commentate ciò che vado a dirvi, anche il piano per il nuovo piano per gli sbarchi che riguarda l'Albania. No, sai cosa? Sono indeciso se leggervi quello del Corriere o di Repubblica, ma io vado su Repubblica. So che vi piace, ma soprattutto Repubblica lo mette proprio in primissima pagina e quindi merita coraggiosamente. In centropagina Albania, il nuovo piano, oggi su Repubblica. E allora ci tuffiamo all'interno, anche se Repubblica parla una lingua un po' difficile per noi persone normali, ma ci provo. Migranti in Albania, un nuovo decreto, trasferire gli irregolari. Per superare l'ostacolo dei giudici, l'esecutivo stravolge il piano e prova a anticipare la nuova direttiva europea. Il decreto bis sull'Albania è in incubazione. Già lì uno dice, oh mamma mia. Il governo lo sta davvero valutando, come raccontava ieri il ministro degli affari UE Tommaso Foti nell'intervista a Repubblica, e per la prima volta l'esecutivo sta considerando di stravolgere il progetto originario pur di evitare che i centri costruiti sull'altra sponda dell'Adriatico rimangano ancora deserti per mesi.
Palazzo Chigi non sembra più orientato ad aspettare la sentenza della Corte di Giustizia europea, che comunque dovrebbe arrivare per fine febbraio, o no? Vuole risultati prima, al costo di ridisegnare tutto l'impianto dei centri, forse perché abbiamo capito da che parte pende la Corte di Giustizia europea. La Premier Meloni ne ha discusso venerdì pomeriggio col ministro dell'Interno Piantedosi, col sottosegretario di Palazzo Chigi Mantovano. L'ipotesi prevalente, secondo fonti a conoscenza del dossier, sarebbe questa: trasformare i 2 centri albanesi in CPR, cioè centri per i rimpatri, non più quindi strutture per ospitare i migranti caricati dai pattugliatori della Marina nelle acque internazionali del Mediterraneo in attesa che vengano espletate le procedure di frontiera accelerate, ma centri pensati per i migranti irregolari già presenti in Italia e che hanno in tasca il decreto di espulsione. In questo modo verrebbe tagliato un passaggio, la convalida dei trattenimenti dei migranti, ora affidata alle corti d'appello, che però hanno sempre rigettato i fermi, così come avevano fatto all'inizio le sezioni immigrazioni dei tribunali. I 2 centri in Albania diventerebbero CPR tradizionali a tutti gli effetti. Shengin, che oggi è un hotspot destinato alle procedure di ingresso e prima accoglienza, e Jader, dove sono stati tirati su 2 centri. La struttura grande per il trattenimento e le procedure di verifica dei requisiti e un piccolo CPR pensato per i migranti con la convalida del trattenimento mai concessa dai giudici. Sullo sfondo c'è anche un'altra ipotesi di cui si sarebbe discusso nel governo. È l'idea lanciata da Matteo Renzi: sfruttare Shengin e Jader come penitenziari per i detenuti albanesi oggi in Italia. Tan da da da. Ma Meloni non potrebbe più raccontare che il progetto ha un valore di deterrenza per i migranti che si mettono in viaggio verso l'Italia. Siamo su Repubblica, lo ricordo. Di fatto, l'idea del governo è considerare Jadè come se fosse parte della provincia di Roma, foro competente come giurisdizione, ed è un'idea che viaggia sull'onda della proposta avanzata dal ministro Piantedosi, che la scorsa settimana al Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea ha chiesto di anticipare l'entrata in vigore del nuovo patto asilo e immigrazione attualmente previsto per il 2026 e di realizzare hub in paesi terzi da destinare al rimpatrio di immigrati regolari presenti sul territorio europeo. Una proposta che ha raccolto ampi consensi e che potrebbe trovare già un feedback nella direttiva rimpatri che la Presidente della Commissione von der Leyen ha annunciato per marzo. A legislazione invariata però anche il progetto di trasformare in CPR in centro per richiedenti asilo di Jadè potrebbe essere di difficile praticabilità. Alcuni giudici che si occupano di immigrazione spiegano che Jadè non è territorio italiano, ma un pezzo di territorio albanese, su cui vive la legislazione italiana regolata da un protocollo che è stato ratificato con legge sia dal Parlamento italiano che da quello albanese, e che non consente che un immigrato già presente sul territorio italiano anche con decreto di espulsione possa essere portato in Albania per essere rimpatriato. Secondo gli stessi magistrati, per trasformare il centro di Jadè in CPR bisognerebbe comunque attendere l'entrata in vigore delle nuove norme UE. Ecco, pagina 6 di Repubblica. Eravamo partiti contenti, ci ha già demolito la felicità. Ma io ci rimango su Repubblica, sì, mi autoflagello. Stop ai sovranisti dei popolari europei, mega è un rischio, sfida tra Lega e Fratelli d'Italia. Siamo sempre su Repubblica, pagina 10. L'attacco diretto frontale di Matteo Salvini a Madrid per il raduno sovranista al Partito Popolare Europeo e al suo malgoverno nell'Unione Europea è il nuovo capitolo della saga del centrodestra italiano, dove ognuno tenta di aumentare i consensi e adesso cavalcare l'onda americana a discapito altrui. L'altro vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia, si ricandiderà alla vicepresidenza del PPE al congresso di Valencia ad aprile e domani la segreteria nazionale degli Azzurri avrà tra gli argomenti sul tavolo proprio gli equilibri internazionali, ma pure le ripercussioni interne, perché le bordate del capitano
capitano leghista al PPE hanno turbato e non poco i forzisti, considerati un altro sgarbo tra gli alleati. Se lo slogan Make Europe Great Again ci porta verso le insidie di una retorica populista e divisiva e strizza l'occhio a chi l'Europa tenta di dividerla, ragiona l'europarlamentare Moratti, un peso massimo di Forza Italia, in quel caso la nostra idea è completamente diversa. Lavoriamo per la valorizzazione di un'Europa riformata, non frammentata. Vale infatti la pena ricordare che Forza Italia ha sempre sostenuto un'Europa di stati sovrani ma uniti nel mercato comune, dove la riforma e il miglioramento delle istituzioni sono valore aggiunto rispetto a una disgregazione del progetto europeo. Capito Repubblica, pagina 10, ragazzi? Repubblica distrugge qualunque cosa il centrodestra vuole fare e poi certamente ricorda il giorno delle foibe, il blitz terribile, drammatico di Gioventù Nazionale a Bologna, entrati abusivamente in comune. Un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale, la giovanile di Fratelli d'Italia, che stava tenendo una manifestazione in centro a Bologna per commemorare le foibe, ieri sera si è introdotto in Palazzo da Curzio, sede del comune, per deporre una corona per il giorno del ricordo. I partecipanti, mentre in piazza saliva la tensione, sarebbero stati agevolati da esponenti di Fratelli d'Italia come il capogruppo alla Camera Bignami e la consigliera comunale Zuntini. Di accesso abusivo e oltraggio parla il sindaco Lepore, che promette denuncia e parla di destra che continua a provare ebbrezza per gesta da ventennio. Bignami contrattacca: basta accostarci ai fascisti, lo querelo per calunnia. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana all'insegna di residuo maltempo, specie al sud. Al mattino ancora pioggia in Sicilia e Calabria, soleggiato al centro, nuvoloso al nord con temperature in lieve calo. Nel pomeriggio ultimi rovesci tra Sicilia Ionica e Salento, cieli grigi al nord con addensamenti più compatti tra Emilia, Triveneto e Basso Piemonte. Buono al centro, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free,
un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 44 08 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Splendida voce di Giulia Falcone, splendida diciottenne italo-francese con questa versione di She, versione francese ma anche inglese, e manca la versione italiana, la Lei di Aznavour. Con il buongiorno rinnovato, signori, la voce di Sammy Varin, siamo in rassegna stampa, o meglio in un qualcosa di molto simile alla rassegna stampa. È chiaro che cerchiamo di zampettare con un minimo di sorriso da un quotidiano all'altro, magari insieme anche ai vostri WhatsApp e ai vostri commenti che arrivano copiosi al 340 6709 659. Alle 8:45 avremo l'onorevole Rossano Sasso della Lega per commentare proprio le primissime notizie del giorno. Vi faccio qualche esempio di WhatsApp. Buongiorno Sammy, puoi gentilmente ripetere il titolo del brano di Veronica Rudian? Che gentile, mi fa piacere che apprezzi. Abbiamo trasmesso alle 8 di questa mattina, ma sarà replicata anche questa sera alle 20:30, la canzone Stardust di Veronica Rudian, bravissima pianista di Bordighera in provincia di Imperia. Bravissimo Giulio Cainarca, ma la tua rassegna stampa è eccezionale. Grazie a questo ascoltatore. È chiaro, il nostro condirettore è passato a miglior vita, tra virgolette, nel senso che fa una vita migliore non svegliandosi alle 5 del mattino, ma facendo un bellissimo approfondimento che va in onda intorno alle 10 del mattino, che si chiama Autodafè, che non dovete assolutamente perdere, perché è slegato dai titoli dei quotidiani che noi siamo obbligati a leggervi e va a cercare la notizia vera ogni giorno. E non è poco.
Caro Sammy, prova a chiedere a tutti quei dementi pro guerra in Ucraina se abbiamo combattuto nel nome della libertà o nel nome dell'interesse americano. Vendita armi uguale America, vendita gas liquido uguale America, terre rare uguale America, spese militari NATO uguale America. Bravi zerbini, ci scrive Ferdinando. Buongiorno Sammy, stasera a Varese c'è un corteo di ricordo delle nefandezze delle foibe. Grazie Roberto che ce lo ricorda. Questa sera su Rai 1 c'è anche uno sceneggiato proprio sull'argomento. Ci rituffiamo sui quotidiani. Ero su Repubblica, ma ci voglio rimanere per farvi capire l'aspetto distruttivo che ha Repubblica su qualunque idea che abbia il governo o semplicemente un esponente che non sia del PD. Abbiamo letto dei migranti in Albania, arriva un nuovo decreto, ma lo ha già smontato Repubblica dicendo che tanto ci sono i giudici che diranno il loro parere e sappiamo qual è. Abbiamo letto a pagina 10 lo stop ai sovranisti dai popolari europei e quindi Matteo Salvini che litigherà sicuramente con Forza Italia, e Lupi intervistato su Repubblica che dice un errore rincorrere Trump, Salvini rifletta e molli i patrioti. Ragazzi miei, che strombazzamento su Repubblica da parte dei nostri alleati l'uno contro l'altro, secondo Repubblica. Non è finita. A pagina 12, sempre del quotidiano Repubblica, si parla della rottamazione delle cartelle, un argomento caro a molti di noi che fanno una fatica boia a pagare le tasse ma le vogliono pagare. Rottamazione cartelle, Leo resiste, c'è un problema di coperture. Il vice ministro in quota Fratelli d'Italia risponde alla Lega e oggi arriva l'emendamento a 1000 proroghe per riaprire la vecchia sanatoria. Il pressing della Lega diventa impuntatura politica, siamo su Repubblica. Il leader Matteo Salvini, tornato dal raduno dei patrioti a Madrid, non sente ragioni. Di domenica mattina detta il comunicato, serve la rottamazione di tutte le cartelle esattoriali, 120 rate uguali in 10 anni per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà. Via sanzioni, interessi, aggio, si decade dopo 8 rate non versate. Proposta cristallizzata in 2 disegni di legge depositati alla Camera e al Senato, ma il governo frena. Siamo sempre su Repubblica. Il vice ministro dell'economia Leo, espressione di Fratelli d'Italia e titolare della riforma fiscale, più che una quinta rottamazione preferirebbe salvaguardare i 600.000 decaduti dalla quarta per un mero problema di coperture. Riaprire l'ennesima sanatoria costerebbe 5 miliardi secondo le prime stime del MEF. E qua mi fermo, ma chiaramente se volete andare avanti a picconare c'è l'intervista al sottosegretario Freni. La pace fiscale nel programma di governo, strani i dubbi degli alleati. E meno male che ne intervista uno giusto. Il sottosegretario della Lega non è un capriccio leghista, valutiamo dopo i conti fatti dalla ragioneria. Questa volta la formula sarà diversa, rate tutte uguali e con importi sostenibili. Produrranno gettito anno dopo anno senza minare il bilancio dello Stato. Intervista, questa volta da leggere, sul quotidiano Repubblica, pagina 12, si parla di rottamazione delle cartelle. Avanti a pagina 18, sempre di Repubblica, la svolta della Toscana, prima regione a dire sì a una legge sul fine vita. La maggioranza di centrosinistra si compatta per il voto. I Provita sarà la Svizzera d'Italia. In Parlamento la norma è ferma. È in Toscana, lo sai, sono troppo avanti, si può abortire direttamente da casa e addirittura dire sì, voglio morire. Fatemi fuori pure, cosa me ne frega. La Stampa, no, basta, grazie, se posso evitare. Andiamo sul quotidiano La Verità, perché La Verità all'interno è intervista a qualcuno che i complottisti conoscono molto bene. Pagina 10, l'intervista a Claudio Messora. BioBlu cambia pelle, l'invettiva non basta, ora vogliamo incidere. Così il fondatore della TV dei cittadini.
Vogliamo, o meglio, diventeremo una società ad azionariato popolare. La censura non ci ha tolto spettatori. Così Claudio Messora oggi a pagina 10 della Verità. BioBlue cambia pelle, non modifica invece le sue finalità e soprattutto il suo spirito, che dalla trasformazione in società ad azionariato diffuso dovrebbe, anzi nelle intenzioni del fondatore e direttore editoriale, il 56enne Claudio Messora, uscire consolidato e irrobustito. Questo ed altro oggi sul quotidiano La Verità. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, che come al solito dà il buongiorno e al benvenuto a un rappresentante della Lega. Oggi abbiamo con noi l'onorevole Rossano Sasso. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi ci stavamo divertendo a saltellare da un quotidiano all'altro per vedere come la sinistra, sono passato per caso da Repubblica, demolisce ogni iniziativa del centrodestra, ma anche cose insomma condivisibili. Parliamo adesso della rottamazione delle cartelle, ad esempio. Niente, non va bene niente, non va bene assolutamente nulla. Di occupazioni scolastiche addirittura oggi non ne parliamo, perché a volte è meglio non parlarne di certi argomenti, perché dà fastidio e soprattutto perché quasi capiscono di essere dalla parte del torto. Parliamone per qualche minuto. Occupazioni scolastiche che diventano occasioni di sfogo per i teppisti e che inoltre ledono pure i diritti di altri studenti. Che cosa sta succedendo e che cosa ha in mente di fare la Lega e questo governo? La Lega ha già fatto tanto. Con il ministro Valditara, ad esempio, abbiamo riformato il voto in condotta. Una volta, quando eravamo piccoli io e te, con 7 in condotta si veniva bocciati. Per oltre 40 anni il voto in condotta, diciamo che è andato in soffitta. A scuola ci si poteva comportare anche nel peggiore dei modi e non ti accadeva niente. Con la riforma del voto in condotta ritorna una scuola seria, ritorna una scuola autorevole, ritorna una scuola in cui, se qualcuno per esempio prende una pistola d'aria compressa e spara in un occhio ad una docente, come è successo l'anno scorso, prende 6 in condotta e viene bocciato. Questo l'anno scorso non è successo perché la norma non era ancora stata approvata. Quindi noi ci proviamo a restituire il giusto ruolo che spetta alla scuola, che è quello di educare, ma è quello anche di dire ad un minorenne che se sbaglia deve pagare e si deve assumere le proprie responsabilità. Si chiama crescere e non viziare. Il fenomeno delle occupazioni c'è sempre stato, delle autogestioni, soltanto che negli ultimi anni, come dire, le occupazioni sono sempre state un po' meno spontanee e sempre un po' pilotate, telecomandate. Non si può parlare di un'occupazione dell'intera studentessa, per esempio su 1000 studenti ad occupare, a scioperare, a dar fastidio sono 50-60 che si impongono, spesso con metodi anche antidemocratici sulla maggior parte degli studenti, che poi sono bravi ragazzi, non ne vogliono sapere, mentre quelli che fanno queste cose normalmente sono un po' più aggressivi. Ma veniamo ai fatti nostri. Allora, nessuno nega, perché poi da sinistra è sempre pronta l'accusa, ma volete soffocare il dissenso, ma siete antidemocratici, ma così, ma così. Il punto è che se per manifestare la tua opinione devi ledere il diritto di altri studenti che invece vogliono andare a scuola, allora non è più, come dire, un'azione di protesta pacifica e democratica. Se addirittura arrivi ad impedire ad uno studente con disabilità di potersi recare a scuola con l'insegnante di sostegno, la cui opera è preziosa per i progressi di un ragazzo che ad esempio soffra della sindrome autistica o di altre abbia altre disabilità. Questa non è una cosa bella. Io ho ascoltato genitori che addirittura durante i giorni dell'occupazione erano costretti a pagare un docente privatamente che potesse seguire il figliolo. E se quando occupi
sfasci tutto, bruci computer, spacchi porte, imbracchi, devasti gli ambienti scolastici, allora non siamo più nell'alveo innanzitutto della legalità, ma poi anche del buonsenso, perché arrivi a deturpare gli ambienti in cui anche tu poi dovrai prima o poi tornare. E qui viene l'idea del ministro Valditara e di tutta la Lega, perché in passato già, come dire, in qualche modo avevamo paventato la possibilità di chiamare al risarcimento del danno chi si rendeva protagonista, però diciamo che forse non abbiamo avuto abbastanza coraggio, complice anche una giurisprudenza che tutela sempre i minorenni e complice anche il fatto che qualche alleato non era proprio pronto a come dire, portare avanti questa battaglia. Però le occupazioni delle ultime settimane, in particolare a Roma, ma non solo a Roma, anche a Milano e in altre grandi città italiane, ci parlano di scuole con centinaia di migliaia di danni, con gli occupanti che si autodenunciano in quanto occupanti, però puntualmente non si assumono la responsabilità del danno. Allora, quello che io dico è che la scuola prima non aveva questi danni, l'hai occupata, l'hai gestita tu, quindi gestivi tu gli ingressi, le uscite. Addirittura in una scuola a Roma, al Morgagni, la dirigente scolastica aveva messo anche un vigilantes che in qualche modo avrebbe dovuto servire alla tutela del patrimonio mobiliare scolastico. Gli occupanti l'hanno con eleganza accompagnato alla porta. E quindi quando poi li chiami alla conta dei danni, i genitori si ribellano. Parliamo poi di certi genitori, di certe scuole, in certe zone di Roma, e il gioco è fatto. Ecco, a noi questo non va più bene. Noi stiamo studiando una norma che chiami alla responsabilità, oltre al voto in condotta, perché quello dipende poi dalle singole scuole. Cioè noi abbiamo fornito lo strumento normativo, poi è il consiglio d'istituto, il collegio dei docenti, insomma è la scuola che valuta caso per caso in base all'autonomia scolastica. Ecco, fossi io un dirigente scolastico di una scuola dove qualcuno occupa e sfascia tutto, bel sei in condotta, ripeti l'anno e impari a vivere civilmente, a non ledere i diritti altrui, a non sfasciare beni pubblici e a far ricadere poi le spese sulla collettività. E quindi questa sarà la sfida dei prossimi giorni. E ripeto, è fondamentale, noi non vogliamo opporci allo sviluppo del pensiero critico, allo sviluppo del dissenso. Noi vogliamo opporci quando una piccola minoranza con metodi antidemocratici soverchia la volontà della maggioranza degli studenti, perché poi, vedi, si parla sempre di danni economici, e concludo, ma non si parla mai dei danni morali, come appunto la privazione del diritto allo studio a quei ragazzi che vogliono andare a scuola per apprendere, per imparare, per accrescere il proprio bagaglio culturale. E pensiamo poi soprattutto, lo ripeto, agli studenti con disabilità. Chi restituirà loro quei giorni in cui, ad esempio, al Morgagni facevano il corso di barricata? Ecco, perché poi andando a vedere cosa fanno questi 4 bambocci da ZTL, organizzavano i corsi di barricata, non so in che cosa consistesse, però tu neghi il diritto allo studio e il diritto all'inclusione ad un ragazzo con disabilità per fare il corso di barricata, e quindi è chiaro che la Lega non può consentire queste cose. Stiamo per presentare una norma che restituisca ancora più autorevolezza e serietà. Vorremmo un po' più di collaborazione da parte di certi genitori, perché la maggior parte dei genitori sono con noi, ma diciamo che quando, per citare un giornale che hai citato tu prima, quando hai la Repubblica in tasca, vivi in ZTL romana e ti toccano il pargoletto che magari ha scassato tutto a scuola, la vedo difficile collaborare con qualcuno che abbia un minimo di proposte di buon senso. Hai detto tutto, ma ti ringrazio veramente di farci sapere che cosa bolle in pentola su questo importante argomento, perché tutti noi abbiamo dei figli o dei nipoti e noi stessi da queste situazioni ci siamo passati. Grazie all'onorevole Rossano Sasso della Lega. Buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Qui
Parlamento. È chiaro che ci siamo passati, è capitato a tutti di avere qualcuno che occupava fuori dal liceo con il megafono, succede una volta, ma ci mancherebbe altro, succede 2 volte, okay, poi basta. E soprattutto chi occupa certamente non si metteva a distruggere tutto all'interno della scuola, signori. Questo non accadeva negli anni '80, almeno dove il sottoscritto, quando e se ha frequentato la scuola superiore. Qualcosa è peggiorato? Se iniziano a fare i corsi di barricate all'interno della scuola, qualcosa è peggiorato. Cosa ne pensate? WhatsAppatemi, fatemi un messaggio al 340 67 09 659. Anche voi ascoltatori di passaggio che mi avete sentito quest'oggi per caso, piacere. Sammy Varin, rassegna stampa, scrivete le vostre opinioni al 340 67 09 659. Ma tra una manciata di minuti torneremo a parlare, questa volta con il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Il tempo di tornare sul Corriere e di parlare delle truffe agli imprenditori con la finta voce di Crosetto. Pronto? Sono Crosetto, buongiorno, avremmo bisogno di soldi. Finta voce, truffa agli imprenditori, Crosetto, pronta la mia denuncia. Emersi già una decina di casi e chissà quanti altri che non li dicono perché si vergognano. Che figura di merda! L'ipotesi di reato, sostituzione di persona, attesi, altri esposti. Praticamente una decina di imprenditori ha ricevuto una telefonata da un finto Crosetto. Il ministro chiedeva loro di versare denaro su un conto di Hong Kong per contribuire al pagamento di un riscatto. Uno dei bersagli della truffa ha dato 1 milione di euro, denaro su cui i carabinieri stanno indagando. Chiaramente non si riesce a fare a meno di dire una battutina e ci ha pensato il nostro Giorgetti, che ha scritto al ministro dicendo: beh, almeno potevi chiedere di comprare BTP. Giampiero Rossi ci parla di questa sostituzione di persona. Questa è l'ipotesi di reato alla base dell'esposto che il ministro della difesa Crosetto è pronto a presentare alla procura milanese, che sta indagando sul caso di truffa ai danni di una decina di grandi imprenditori. È chiaro che, signori, Giorgio Armani, Pietro Gussalli Beretta, Patrizio Bertelli, Gaetano, Francesco Gaetano Caltagirone, cioè questa è gente importante che molto spesso magari non ha uno staff intorno così attento, perché la cosa è accaduta anche a molteplici grandi aziende che invece hanno uno staff che ha fatto semplicemente delle indagini, ma soprattutto, ribadisco, con l'intelligenza artificiale praticamente è quasi impossibile capire se si tratta di quella persona oppure no, e qualcuno deve avere tempo di fare qualche telefonata, e magari la facciamo qualche telefonata, più trovare qualcuno che ti risponda. Siamo sempre sul Corriere perché, a differenza di altri quotidiani, a pagina 23 del Corriere si parla di oggi, il giorno del ricordo, e si intervista io, ultimo esule della famiglia. A Zara la fabbrica Maraschino è diventata una yacht 5 stelle. L'imprenditore è il giorno del ricordo. Basovizza, i soliti idioti. Franco Luxardo di fronte alla fabbrica e al contiguo museo Luxardo a Torreglia in provincia di Padova. Oggi si celebra il giorno del ricordo, istituito nel 2004 in memoria delle vittime delle foibe dell'esito istriano-fiumano, giuliano e dalmata, di cui Luxardo è testimone. E chi non ha mai assaggiato il suo maraschino? La città in fiamme, la fabbrica distrutta alla fuga. Le macerie di quella fabbrica sono le macerie delle nostre vite. L'autunno del 43 cambiò la sua esistenza e quella di decine di migliaia di italiani costretti a lasciare le loro terre per via della guerra persa. Franco Luxardo, nato e cresciuto a Zara quando il capoluogo della Dalmazia era tricolore, è l'ultimo esule con la sorella
andina della celebre famiglia di imprenditori che su quella sponda dell'Adriatico aveva messo profonde radici. Fondatori della fabbrica del Maraschino che si ergeva bella e maestosa sulle rive del Barcagno, i Luxardo hanno pagato pesantemente la fase finale del conflitto. Le bombe anglo-americane piovute dal cielo devastarono stabilimenti e abitazioni. Il resto lo fecero da terra le truppe di Tito. Chi riuscì scappò, gli altri furono perseguitati e per molti, tra cui i suoi zii Pietro, Nicolò e Bianca, fu la fine. I primi due vennero fucilati dall'Ozna, che era la polizia politica di Tito, come confermano alcuni documenti scoperti di recente da un professore croato, mentre le sorti della zia restano ignote. 89 anni portati con grinta, dal 2007 presidente della Società Dalmata di Storia Patria, a lungo sindaco del libero comune di Zara in esilio, eppure ex nazionale di scherma, l'ultimo dei Luxardo di Zara vive a Padova e lavora a Torreglia, il paesino nel quale la fabbrica di liquori è risorta ai piedi dei colli euganei. Lo incontriamo in questo suo mondo fatto di alambicchi, tini e distillati, dove tutto sa di tradizione, di amarene e di patria perduta. L'intervista a Franco Luxardo, quest'oggi a pagina 23 del quotidiano Il Corriere, che ogni tanto fa qualcosa di buono. No, ci mancherebbe altro, ma ritorno ancora nella pagina 13, signori, perché fa sempre ridere poi ritornare su questa situazione degli imbrogli. A pagina 13, bersagli tra politica e spettacolo, venditori a loro insaputa, i casi Di Maio, Fazio e Venier, praticamente la tecnica del finto maresciallo per truffare al telefono gli anziani non era dunque l'ultima frontiera della disonestà, anzi, il salto di qualità ormai appare evidente. Cambiano i bersagli, ora petrolieri, stilisti, ricchi e industriali, gli strumenti usati, prevalentemente il web, così pure il livello dei truffatori. La tecnica del finto ministro Crosetto, realizzata non si sa ancora se grazie all'intelligenza artificiale oppure a un bravo imitatore telefonico, è solo l'ultimo caso che ha visto all'opera una banda di razziatori senza scrupoli ancora non identificata. Qualche esempio: l'ex ministro degli esteri, oggi rappresentante speciale UE per il Golfo Persico, Luigi Di Maio, già 5 Stelle, ha da poco denunciato su Instagram un possibile tentativo di truffa partito da un finto account che si spaccia per lui. Urca, ragazzi, ma voi ci credereste? Negli ultimi giorni, avverte Di Maio sul suo profilo personale, diverse persone hanno ricevuto email a mia firma. Nel testo viene richiesto di comunicare informazioni personali o di scaricare allegati. Ma voi la fareste mai se vi scrive Di Maio? Ma per favore, ma per piacere! Di Maio si appella ai follower, a quanto pare numerosi. Consiglio di non rispondere a nessuna di queste richieste, di non fornire alcun dato e tantomeno scaricare allegati. Sono già in contatto con le autorità competenti per sporgere denuncia. Chi l'avrebbe mai detto? Di Maio risorge, si fa sentire solo per dire che c'è un falso Di Maio in circolazione. Boh. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
E io le immagino le casalinghe con in mano la scopa, il ballo della scopa, con questo pezzo bello pomposo. Si intitola Assente. Lei è Martina Malagnino, la rinascita dopo una storia d'amore pesante, da Manduria a Taranto, terra del primitivo. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato, grazie per essere con noi come ogni lunedì, il capogruppo della Lega alla Camera, segretario piemontese della Lega, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sergio, saluto tutti. E c'ho ancora la scopa in mano, ballo, 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 ma quest'oggi ci fanno ballare i quotidiani di sinistra. Stavo leggendo Repubblica che ha distrutto praticamente ogni proposta del governo, del centrodestra su qualunque argomento. È una cosa che davvero mi è venuto il mal di fegato. Per fortuna c'è il quotidiano Libero che aggiusta un attimo la situazione e oggi, 10 febbraio, giorno del ricordo, ci racconta degli atti di vandalismo, giustificazionismo, omissioni che in questi anni sta facendo una certa sinistra. Le foibe fanno paura a una certa sinistra che vorrebbe infoibare pure la verità. Che cosa sta succedendo, Riccardo? Ma insomma questa è una polemica che più o meno ogni anno si ripete, poi ci sono stati anche degli atti di vandalismo, insomma, una profanazione dei luoghi, dei luoghi del ricordo, messi in atto da qualche imbecille. Sono sempre polemiche in questa giornata, come del resto ci sono poi il 25 aprile, ci sono il giorno della memoria, perché questo è un paese che non riesce a fare i conti col suo passato, sia in un senso che nell'altro. La giornata di ricordo delle vittime delle foibe dovrebbe unire tutti nel ricordare quella che oggettivamente è stata una tragedia, dove degli innocenti sono stati uccisi e infoibati, buttati nelle foibe con una pallottola in testa da parte degli occupanti, dei partigiani titini, che poi hanno occupato quelle terre dell'Istria e della Dalmazia. E tra l'altro io abito in una città dove abbiamo una grande comunità di istriani e dalmati, perché erano i profughi, no? Arrivati qua dopo la guerra, una volta occupata dagli slavi quella parte del nostro paese. E quindi è un fatto storico, però c'è l'ideologia che divide il nostro paese, c'è una parte della sinistra che non può tollerare che qualcuno che si identificava nella sinistra come i titini possa aver fatto le cose sbagliate, quindi cerca di negarlo, no? Ma del resto un po', se vediamo anche tutte le polemiche che sono uscite adesso sulla serie di Sky su Mussolini, vai a leggere sotto i commenti, c'è da spanciarsi dal ridere, c'è chi nega una cosa, chi nega l'altra, è tutto secondo me sintomo dello stesso problema. Il nostro è un paese che non riesce a fare i conti, non ha fatto ancora i conti con quella che è stata la sua storia, e non c'è stata mai una vera pacificazione nazionale nel affermare dei punti fermi e da quello costruire insomma il futuro, un'identità futura, mettendo nella storia quelli che sono i fatti. Qua in base alle situazioni c'è ancora sempre chi cerca di negare i fatti per dargli una connotazione politica. È vero, e pensa che chi ti parla ha proprio un papa esule fiumano. Esatto. E io stesso non ho mai letto su nessun libro di storia, elementari, medie, superiori, qualche riga su ciò che accadde in quegli anni. Ma torniamo al presente e argomento Lega al 100%, ma che dovrebbe essere anche un argomento, e penso che lo sia in parte, del centrodestra, la rottamazione delle cartelle. Allora, non ti leggo il quotidiano Repubblica perché si parla di Leo che resiste dicendo c'è un problema di coperture. Fatto sta, insomma, che c'è la nuova sfida della Lega e di Matteo Salvini sulle tasse, scrive il giornale. Vanno rottamate tutte e subito. Di cosa si tratta e qual è la differenza rispetto al passato, Molinari? Sì, questa è una proposta che noi avevamo già presentato come emendamento alla legge di bilancio, e avevamo di fatto fatto un accordo col MEF di presentarla come proposta di legge, perché in allora si aspettava ancora la conclusione del concordato fiscale che, come avevamo previsto, non ha dato grandi esiti. E per noi questa è una riforma fondamentale, la rottamazione quinquies, perché andrebbe a correggere tutta una serie di meccanismi che non hanno funzionato nelle rottamazioni precedenti.
Ad esempio, uno dei problemi delle rottamazioni precedenti erano le rate non tutte uguali, quindi c'erano le maxi rate all'inizio e alla fine che comportavano, diciamo, che la gente non riusciva a starci dentro, si decadeva dal beneficio della rottamazione saltando solo una rata, e soprattutto poi, ripeto, erano dilazionate solo in 5 anni. E il suggerimento che è arrivato dai commercialisti, dalle imprese, un po' da tutti, è quello di fare una dilazione su 10 anni con delle rate più basse, mantenendo ovviamente l'esenzione degli interessi e delle sanzioni, e prevedere che non si decada dal beneficio saltando una rata sola, ma che se ne debbano saltare almeno 8. E questo, dal nostro punto di vista, permetterebbe a tantissime imprese di rimettersi a posto col fisco e garantirebbe delle entrate allo Stato che diversamente non ci sono, non ci sarebbero, che quando la Repubblica come Leo dicono che costerebbe 5 miliardi, è un costo relativo, perché queste somme sono somme che sono messe a bilancio come parte attiva, ma sono soldi che non entreranno mai se non si trova un modo per permettere alle aziende di pagare. Noi riteniamo che è vero che andiamo a perdere una parte degli interessi e delle sanzioni, ma recuperiamo il capitale in maniera certa nel momento in cui sappiamo che si aderisce a questo tipo di rottamazione, sappiamo che nei prossimi 10 anni avremo un flusso continuo di entrate certo. E quindi dal nostro punto di vista opporsi a questa cosa è assolutamente senza senso, ed è il motivo per cui giustamente anche il segretario ci sta battendo molto, ha fatto una conferenza stampa ancora venerdì, ed è per noi una proposta politica da portare assolutamente avanti e su cui vogliamo convincere gli alleati della bontà. E anche i nostri ascoltatori stanno scrivendo proprio in questi minuti di andare avanti. Ti lasciamo andare a lavorare. Prima una segnalazione, e se c'è qualcosa di importante questa settimana in Parlamento da anticipare ai nostri ascoltatori, si muove qualcosa di interessante? Questa settimana, il venerdì, arriverà il decreto, quello sulle emergenze, che poi verrà discusso, verrà poi votato la settimana prossima. Nella prima parte della settimana, oggi ci sarà la discussione generale sulla mozione di sfiducia della Santanchè. La mozione non so se verrà discussa poi questa settimana, è probabile, quindi può essere che ci sia la mozione di sfiducia sulla Santanchè, e poi un paio di proposte di legge della Lega sono calendarizzate, che arrivano dal Senato. Una è quella che riguarda i nuovi giochi della gioventù, a prima firma del capogruppo al Senato Romeo, e poi c'è quella della collega Pirovano sui viaggi della memoria, quindi una legge che parla proprio dei viaggi che vengono fatti dalle scuole secondarie nei campi di concentramento. E quindi abbiamo queste due proposte Lega che speriamo finalmente di poter approvare, e poi direi che politicamente la cosa più rilevante sarà la mozione di sfiducia sulla Santanchè, sempre se si riesce a discutere. E noi naturalmente seguiremo tutte le vicende. Grazie al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, buon lavoro. Grazie a te, Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. Sono le 9:13, tra poco faccio in tempo anche ad aprire le linee e a sentire i vostri WhatsApp. Prima però ancora qualche minuto di rassegna stampa sul quotidiano Il Giornale. Come su tutti i giornali quest'oggi, il Copasir che lancia l'allarme. In Libia 700.000 irregolari, che uno dice perché? Cos'altro potevano, di cosa si poteva mai trattare? Ci sarebbero migliaia di migranti pronti a imbarcarsi. Il biglietto per l'Europa costa tra i 2 e i 5.000 euro. Non so se avete già sentita questa frasettina, è ridonda, ogni anno praticamente la stessa frase, e poi chiaro pian piano arrivano. La relazione sulla situazione geopolitica dell'Africa fa il punto sul rischio d'escalation. Sì, la differenza è che adesso ci sono anche i terroristi palestinesi in coda, e quindi c'è da aver paura. Albania verso un nuovo decreto per far ripartire i trasferimenti. Foti, molti stati UE hanno aderito alla nostra posizione. Il governo gioca d'anticipo sulla decisione che la Corte europea prenderà il prossimo 25 febbraio, e ho visto che questa notizia campeggia anche in apertura sul sito del Corriere. Sbarchi, il governo vuole cambiare l'accordo con l'Albania, la competenza a Tirana.
e questo renderebbe molto più difficile il lavoro dei soliti giudici. Pagina 7, come parlavamo con Molinari, Salvini insiste, rottamazione subito. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. Il vice premier, aiutiamo gli onesti in difficoltà. Fratelli d'Italia cauta, chiede coperture certe. Gianmaria De Francesco, pace fiscale e rottamazione di tutte le cartelle esattoriali. 120 rate tutte uguali in 10 anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà. Ieri il vice premier Matteo Salvini ha ribadito le proposte della Lega. A stretto giro il leader del Carroccio si confronterà con i responsabili economici del partito e con gli altri dirigenti per affinare il percorso del provvedimento, che è coerente con il programma elettorale del centrodestra. La Lega infatti ha presentato 2 proposte di legge identiche sia alla Camera che al Senato, dopo che analoghe normative erano state bocciate in manovra e nel DL Mille Proroghe. Venerdì scorso Salvini aveva dichiarato di aver discusso il tema con il ministro dell'economia Giorgetti, riscontrando una piena sintonia sulla necessità di un intervento risolutivo. La Lega quindi propone 120 rate in 10 anni senza sanzioni né interessi. Che ne pensate? Commentate al 340 67 09 659. Ancora sul Giornale, insulti e minacce, altri sfregi alle foibe. Atti vandalici da Torino a Cagliari e Lampi accusa le speculazioni politiche. Fausto Biloslavo, una giornata che deve unire tutti. Il 10 febbraio deve unire, non dividere. Nel fine settimana una raffica di scritte oltraggiose sta infangando i simboli del ricordo della tragedia delle foibe e del dramma dell'esodo in mezza Italia. Ogni anno qualche nostalgico del passato orfano di Tito compie sciocchi atti vandalici, ma questa volta si registra una preoccupante impennata. Il sospetto è che siano giovani frange di intolleranti a provocare gettando benzina sul fuoco. Tutta un'altra storia rispetto alle attualissime parole del presidente Ciampi del 9 febbraio 2005 durante la prima celebrazione del giorno del ricordo 20 anni fa. Auspico in questo spirito che la giornata del 10 febbraio, ispirata a sentimenti di riconciliazione e di dialogo, lasci un'impronta nella coscienza di tutti noi, sottolineava il capo dello Stato, italiani, europei, cittadini di un mondo che solo una rinnovata unità di ideali e di intenti democratici potrà rendere veramente migliore. Il ricordo delle foibe e dell'esodo è stato volutamente sepolto da un tabù di Stato in nome della Realpolitik per oltre mezzo secolo, ma adesso che l'85% degli italiani conosce questi crimini rispetto al 15% del 1996, è necessario fare un passo in avanti. Il 10 febbraio non deve essere solo la data simbolo di una parte, ma va condivisa da tutta la comunità nazionale che si riconosce nella patria e non può accettare un crimine a lungo nascosto mirato contro gli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. La consapevolezza che il giorno del ricordo deve unire e non dividere dovrebbe partire proprio da Trieste, che porta le cicatrici indelebili degli orrori del Novecento con 2 monumenti simbolo, la foiba di Basovizza e la risiera di San Sabba. Purtroppo, a cominciare dal capoluogo giuliano, non riusciamo a superare l'astio e le recriminazioni ideologiche ancorate allo scorso secolo devastato dagli opposti totalitarismi. Alcune frange dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia sostengono che le foibe furono un prodotto della repressione nazifascista in Slovenia e Croazia. Punto e basta. Un'assurdità. Ma non possiamo e dobbiamo nascondere, con il paravento della pulizia etnica e politica di Tito, che le forze italiane hanno fatto carne di porco degli slavi durante la guerra, seppure non al livello dell'SS, e anche prima il fascismo non era esente da colpe. E poi va avanti l'articolo che quest'oggi campeggia con Fausto Biloslavo a pagina 9 del quotidiano Il Giornale. Apro le linee allo 02 9294 7222. Intanto che arrivano le chiamate, io mi tuffo sul Resto del Carlino, quotidiano nazionale, perché la situazione femminicidi si fa sempre più grave. 3 casi in 72 ore, scrive a pagina 6 QN.
Già 5 donne uccise nel 2025, l'ultima a Torino, lui l'ha accoltellata, il killer è il marito, dopo l'omicidio l'uomo ha tentato di togliersi la vita, appelli e leggi contro la violenza di genere non riescono a fermare il fenomeno. 0292947222. Ascoltiamo le vostre voci. Pronto? Buongiorno Sammy, buongiorno dal Veneto. Buongiorno. Lasciami fare 3 velocissime riflessioni. La prima sulla truffa a carico degli imprenditori in nome del ministro Crosetto. Ti dico francamente, quanto sono imbecilli questi imprenditori. Ci sono anziani, novantenni, che hanno fatto arrestare i truffatori che si sono presentati perfino alla loro porta. Ecco perché l'economia, una parte di economia italiana va male, perché abbiamo degli imprenditori imbecilli. Secondo punto, foibe. Ebbene, invochiamo, anzi sollecitiamo il Presidente della Repubblica per essere equo, come ha nominato senatore a vita la Segre, vittima dell'istigazione nazista, così nomini un senatore a vita vittima delle foibe. Questa sarebbe equità e darebbe una svolta alla riconciliazione nazionale. Terzo punto, come ha fatto BioBlu, fatelo anche voi. Fate della vostra radio un azionato popolare, dove le radici si moltiplicano e non si concentrano a Milano, dove c'è un'unica direzione che fa tutto e di tutto. Altrimenti, che federalismo è? È vero, grazie caro, e lo stiamo già facendo da anni, se non da decenni, un azionariato popolare, infatti chiunque può entrare e diventare nostro editore, semplicemente versando quello che può, qui sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati, oppure attraverso conto corrente postale 37671294. Un vecchio jingle diceva proprio: diventate anche voi editori della nostra radio. 0292947222, e stavo pensando dove trovare un possibile senatore a vita tra le vittime delle foibe. Non so, bisogna andarle a ricercare molto in fondo, queste vittime. Per fortuna le hanno tirate su, ricordi pazzeschi, veramente. C'è qualcuno in linea? Pronto? Ciao Sammy, Nando di Pioltello. Buongiorno. C'era una signora di Vicenza che ha combattuto per anni, andava nelle scuole a parlare delle foibe, ma purtroppo è scomparsa un paio d'anni fa. Volevo dire, su quelle scritte provocatorie che hanno fatto, io sento una grande puzza di bruciato, non per fare il complottista a oltranza, però le zecche rosse nostrane non credo che conoscano lo sloveno e quelle lingue lì, no? Il serbo-croato eccetera. Dubito che siano venuti da oltre confine. Cosa resta? Qualcuno foraggiato, qualche blue bloc, Blu Europa, foraggiato dall'Europa per mettere in difficoltà il governo italiano, e mandato a fare ste pirlate, più o meno come hanno organizzato lo trappolone di Al-Masri direttamente dall'Europa, ha girato tutta l'Europa, si sono ricordati di arrestarlo solo quando è venuto in Italia, no? Sono le trappole dell'Europa, non diamoci troppo peso, Sammy. Ciao. Interessante. Sul quotidiano Il Tempo, anche qui se ne parla. SOS ciclone libico. Nel paese 700.000 migranti pronti a raggiungere l'Europa passando per l'Italia. Il caso Al-Masri e il risico del controllo dei flussi che deve vedersela con l'instabilità della Libia. Il Copasir lancia l'allarme sul pericolo di una possibile mega ondata di immigrati dal Nord Africa. Ma attenzione, in più adesso ci sono i terroristi liberati dagli israeliani. E a pagina 5 c'è l'intervista ad Anna Maria Cisint. Il terrorismo parte dalla Libia, obbligati a trattare con certi paesi. L'eurodeputata leghista Minniti lo sapeva bene, infatti ci fece accordi. 0292947222. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Mi sente? Sammy, mi sente? Prego. Ecco, buongiorno, sono Gino di Roma, ma con il cuore rimasto in Friuli, Venezia Giulia. Sì. Cerco di essere velocissimo.
Ieri di Livio Universale a Freggione dovevo fare una gara di 10 chilometri, me ne sono rimasto dentro l'hotel, non me la sono sentita. Oggi cerco di ricaricare le mie batterie e vado nel pomeriggio ad assistere ad una cerimonia sul ricordo delle foibe al villaggio San Giorgio ad Acilia, che è stato un villaggio prima di profughi d'oltremare. Io non sono profugo d'oltremare, però il mio cuore di italiano è con loro. Oggi mi metterò il mio cappello primato, mi attaccherò le mie medaglie e parteciperò come italiano. Tutto qui, buongiorno Sammy, grazie di tutto, buongiorno. E io ti ringrazio anche a nome di mio padre. Tutte le celebrazioni di oggi ne parla proprio il quotidiano Il Tempo, a pagina, che pagina siamo? Siamo a pagina 6. Palazzo Madama illuminato con il tricolore, mentre a Palazzo Chigi viene proiettata dalla mezzanotte la scritta Io ricordo. Il Ministero dell'Università presenta un programma di attività per non dimenticare. I tifosi della Lazio, onore ai martiri delle foibe. All'Olimpico uno striscione prima del match con il Monza, che abbiamo perso. 0292947222. Pronto? Pronto Sammy? Ciao, buongiorno. Buongiorno, sono Mario. Senti, sì, caro Sammy, io ho visto che c'è un governo di centrodestra, oltre che le vittime, diciamo, del Giuliano Dalmate, va bene, è il giorno del ricordo, bisognerebbe fare una nazionale, cioè una festa nazionale diciamo, delle vittime del comunismo come ideologia, come c'è il 27 allo Shoah, no? Il 27 gennaio di ogni anno. Perché, caro Sammy, devi sapere che il comunismo è stata l'impresa più criminale della storia, ha fatto il quadruplo delle vittime del nazismo, tra i 18 e i 20 milioni di morti in Russia con Stalin, tra i 40 e i 70 milioni di morti con Mao Zedong, vogliamo mettere i Khmer Rossi di Pol Pot in Cambogia, altri 2 milioni e mezzo di vittime su una popolazione di 7, va bene? Quindi ci vuole una giornata nazionale delle vittime dell'orrore comunista, ma questo è un tabù, che un paese di merda come l'Italia non farà mai. Ciao. Grazie caro. Sulla Stampa non posso non ricordarvi all'interno, sono a pagina numero 4, il mondo in bilico, il dossier, il tesoro ucraino, le riserve di terre rare, minerali e gas di Kiev cruciali per USA e Russia, e per la ricostruzione post-bellica in ballo 500 miliardi di investimenti. E nell'articolo quest'oggi sul quotidiano La Stampa c'è la famosa frase del presidente Trump: hanno delle terre rare fantastiche, le voglio. Sempre sul quotidiano La Stampa, ma nella pagina successiva, un bellissimo articolo di Domenico Quirico: come finisce una guerra. Un conflitto serve prima a distruggere e poi a ricostruire. Un investimento che rende 2 volte a chi lo sfrutta, ma c'è chi perde tutto, anche la vita. Lo slogan della geopolitica del portafoglio è fate soldi. Che diremo invece ai parenti dei morti? 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Semplicemente noi siamo carne da macello in mano a persone, a elite che fanno morire noi per loro, perché questi tra di loro non si ammazzano mai. Comunque, al di là di questo, riguardo alle terre rare, riguardo all'Europa semplicemente che adesso fa bela dicendo non lasciateci fuori. Abbiamo avuto 3 anni di tempo per muoverci, però i nostri dirigenti europei sono talmente in gamba che sono rimasti a guardare. Per quanto concerne il discorso della memoria, ragazzi, ed Elly Schlein che parla, che vuole sostenere il referendum per i 5 anni per avere la cittadinanza invece degli attuali 10. Ricordiamoci quello che diceva Stalin. Elly Schlein e il suo partito semplicemente si rifanno a quella massima che sosteneva: il popolo non è d'accordo,
cambiamo il popolo, è chiaro, no? Il messaggio. E purtroppo, chiudendo, il discorso della memoria, quella è la giornata di oggi, ai sinistri dà molto fastidio, perché loro sanno di aver fatto quegli eccidi, magari non quelli di oggi, ma quelli di ieri. Ma come sempre succede, la storia non va raccontata ai giovani, come quello dei 6 milioni di ebrei uccisi da Stalin, fatti morire nei gulag, al pari di quello che fece Hitler, ma dei quali non parla mai nessuno. Ciao Sammy, grazie. Grazie a te, proprio così, cercano di cambiare il popolo, facendogli cambiare idea, facendo un reset, un vero e proprio lavaggio del cervello quotidiano, i mass media oggi più potenti che mai, ed è proprio per questo che noi cerchiamo di fare la differenza. Da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto, io ritorno alle ore 11.